parlato in procura il 17enne reo confesso dell'omicidio della zia massacrata a coltellata a San Stino di Livenza, attesa per la convalida del fermo e la data dell'autopsia. Il nostro è un sacrificio per far nascere una riflessione seria nella Lega veneziana, così Giovanni Giusto, consigliere delegato alle tradizioni, definisce l'uscita dalla Lega insieme alla collega Poli Lady Pickpocket. Dall'isola di San Giorgio a San Marco, il capo dello Stato a Venezia per il simposio internazionale sull'intelligenza artificiale: va governata e non demonizzata, l'Europa deve agire. Superjet si discuterà l'8 luglio in tribunale a Venezia la liquidazione giudiziaria richiesta dal collegio dei sindaci, la CISL, forte preoccupazione per una situazione di stallo. Basket, momenti magici al Tagliercio con la Reyer che ha riaperto la serie di finale scudetto contro l'Olimpia Milano segnando 109 punti e ora si attende la gara di domani. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali con tutti gli aggiornamenti che arrivano da San Stino di Livenza, dove sapete si è consumato l'orrore. Oggi l'udienza di convalida del fermo per il 17enne che ha massacrato la zia a coltellate e poi ha tentato addirittura di darle fuoco. Ha parlato il 17enne che ha ucciso la zia Chiara Guerra, 53 anni. Ha raccontato al magistrato del Tribunale dei Minori di Trieste quello che è accaduto quel terribile giorno quando ha coltellato la zia per ben 30 volte e poi ha tentato di bruciarne il corpo per far sparire il cadavere. Il ragazzo è arrivato dalla struttura protetta di Treviso, cui è stato affidato, assistito dalle sue legali. Alle 12:10 è iniziata l'udienza di convalida del fermo. Sull'avambraccio destro portava un gesso, conseguenza di un ferimento la cui causa è in fase di accertamento perché potrebbe essere collegata al delitto. L'udienza si è conclusa dopo oltre un'ora e mezza. Sui contenuti delle sue dichiarazioni c'è il massimo riservo. Il 17enne deve rispondere di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La prima ispezione cadaverica sul corpo dell'insegnante 53enne, eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli, aggiunge se possibile orrore all'orrore, consegnando sequenze feroci agli investigatori. Il 17enne avrebbe colpito la zia per una trentina di volte in tutto il corpo, dalla gola al torace, non lasciandole scampo. Dopo aver tentato maldestramente di dare fuoco al cadavere, lo ha coperto con un telo e caricato sulla carriola. Lui, esperto in giardinaggio, sapeva come fare. Poi i due viaggi, il primo per scaricare la zia nel torrente Malgher e poi nel fiume Lemene, ha gettato il cellulare della donna e i vestiti che indossava al momento dell'omicidio. Si continua intanto a cercare l'arma del delitto che ancora non è stata trovata, un coltello da cucina. Il ritrovamento del corpo da un punto di vista investigativo è un punto fermo, il primo utile per ricostruire la dinamica e trovare riscontro alle parole del ragazzo. Quanto al movente, il giovane che compirà 18 anni fra 2 mesi ha parlato di un rimprovero della zia come causa scatenante della sua furia omicida. Sullo sfondo quel clima familiare esacerbato per la gestione del ricco patrimonio dei nonni del ragazzo e genitori della vittima, entrambi ospiti di una struttura per anziani. Da un lato le indagini, dall'altro le inquietudini di un'intera comunità, con il comune di San Stino che ha attivato con l'ULS 4 una task force psicologica per sostenere principalmente gli alunni e i colleghi di Chiara in questi giorni impegnati con gli esami e gli scrutini di terza media. Un vuoto tra i banchi che resta carico di dolore e tante, troppe domande. La politica con il colpo di scena che si è consumato all'interno della Lega veneziana, il nostro un sacrificio per far nascere una riflessione seria all'interno del partito, dicono Giovanni Giusto e Monica Poli, per tutti Lady Pickpocket. L'esasperazione alla fine, perché è stata così. Diciamo che il nostro, il mio e quello di Monica lo dobbiamo considerare un sacrificio, o meglio ci siamo messi a disposizione sacrificandoci, perché la scelta è stata pesante, va bene, per cercare di guarire un malessere che la Lega veneziana oggi ha.
e che tutti stiamo subendo. Un gesto forte, un sacrificio, lo definisce Giovanni Giusto, per far nascere una riflessione seria nella Lega veneziana. Un atto, quello del consigliere delegato alle tradizioni, e di Monica Poli, Lady Pickpocket, rispettivamente il terzo più votato alle elezioni, consigliere da 17 anni e la più votata in assoluto, ha creato un terremoto nel partito. I due, che sono passati al gruppo misto, non lasciano il partito, ma sono delusi e amareggiati dalle scelte fatte. Non ho stracciato la tessera della Lega, sono passata al gruppo misto per evidenziare dei problemi a livello locale che devono essere risolti. Nonostante le preferenze dei veneziani, per loro nessun assessorato in comune. Le preferenze mie e della Monica sono il 30% di quelle prese in totale alla lista, no? Quindi, e poi alla fine, insomma, considerazione zero. Meritocrazia in Lega oggi non esiste, è un termine proprio abolito, va bene? E dove uno a un certo momento anche si chiede, corriamo per prendere preferenze, quindi dove contano i numeri, ma poi alla fine capisci che in Lega i numeri non contano. Mi sento umiliato ma non solo io, in tanti, per il sistema del trattamento, è il sistema proprio, la non considerazione da parte di chi, come io milito sempre in Lega, io mi sento il leghista della Lega di Giampaolo Gobbo e quella Lega non c'è più. E ora la Lega, che il 4 e 5 luglio dovrebbe tenere il ritiro nazionale a Mogliano Veneto, si trova senza consiglieri a Venezia, una scelta che molti condividono. Noi siamo i visibilissimi per i consensi, per i voti eccetera, ma dopo diventiamo all'interno gli invisibili, cioè i non calcolati, non esistiamo. Quello che personalmente ci ha stupito di più è stato il sostegno da parte di chi milita in Lega, non soltanto nella Lega veneziana, ma anche nella Lega veneta, va bene, e addirittura caricarci per tenere duro, non mollare. Ma Giusto, conosciutissimo a Venezia come Poli e a cui avevano negato un posto alle regionali, aggiunge: dopo 17 anni, con i risultati, con le cose fatte, con i precedenti, con quello che anche lei stessa potrebbe confermare, va bene, ecco, pensavo di essere utile e quindi avere un incarico. Allora, se non c'è posto per me in Lega, ho fatto male o ho fatto bene? Io e la Monica abbiamo fatto male o abbiamo fatto bene? A fare un passo a lato. Il sostegno al sindaco è inattaccabile e rimane, se non quello di prima, ancora di più, per convincere che comunque siamo schierati da quella parte, l'abbiamo fatto votare, abbiamo collaborato tutti con la coalizione, vabbè, e adesso che ce l'abbiamo lo sosteniamo e con lui speriamo di migliorare quello che la nostra comunità spera attraverso questa nuova amministrazione di raggiungere, insomma, un miglioramento per tutti. La giornata del Capo dello Stato a Venezia, una lunga giornata per il simposio internazionale sull'intelligenza artificiale. Ci aggiorna il nostro Lorenzo Maier con Simone Merlo per la parte tecnica. Buonasera Lorenzo. Buonasera Cristian, a te i nostri telespettatori. Dunque anche per l'edizione di Venezia ci troviamo qui al pontile praticamente del Todaro, così lo chiamano i veneziani, dove pochi minuti fa i tre capi di Stato, gli ospiti d'onore insieme al loro seguito, hanno lasciato Piazza San Marco per dirigersi verso prima ai Frari a visitare la Basilica, una visita privata dopo aver visitato la Basilica Cattedrale di San Marco, accompagnati ed accolti dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Poi dai Frari tutti gli ospiti di questo simposio, con il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, quella portoghese della Repubblica Portoghese José Antonio Seguro e il Re di Spagna, saranno ospiti per una cena di gala a San Rocco, altra località d'élite veneziana. Domani mattina alle 9 è prevista la partenza e il ritorno a Roma del Capo dello Stato, che alloggerà per questa notte veneziana ovviamente al Gritti, che è un po' la sua residenza qui in Laguna quando si ferma per più lungo tempo. È stata una giornata densa di appuntamenti, di iniziative, di cose belle ed importanti. Se
Ecco, un attimo, abbiamo una sorpresa, abbiamo qui il sindaco di Venezia Simone Venturini in diretta. Allora, sindaco, com'è stata la giornata? La giornata impegnativa, veramente. Venezia oggi era al centro del mondo. Ringrazio di cuore il presidente Mattarella che è venuto, ha ascoltato, è stato veramente un grande ospite della nostra città. Il re di Spagna, Felipe, ha voluto scoprire tutti i dettagli di Palazzo Ducale e ha rafforzato moltissimo la collaborazione tra Venezia e il suo paese, e poi il presidente del Portogallo. Quindi davvero 3 capi di Stato oggi a Venezia, e Venezia ancora una volta diventa capitale diplomatica internazionale, ed è un lavoro che vogliamo continuare a fare, e soprattutto andremo a Roma per ringraziare il Presidente della Repubblica di questa sua grande visita. Ringrazio davvero il sindaco che ci ha fatto il dono di venire in diretta in questo collegamento, e farei partire il servizio che riepiloga la giornata di oggi. Presidente, buongiorno, benvenuto a Venezia. Grazie di cuore. A Venezia è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a fare gli onori di casa e accogliere per il simposio Cotec il re di Spagna Felipe VI e il Presidente del Portogallo Antonio José Seguro, arrivati alla sede della Fondazione Giorgio Cini sull'isola di San Giorgio Maggiore per l'incontro intitolato Ripensare il lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale. Presente anche la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Un appuntamento annuale che riunisce le fondazioni Cotec d'Italia, Spagna e Portogallo insieme a esponenti del mondo industriale, accademico e della ricerca per discutere dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, sulle competenze del futuro e sulle dinamiche occupazionali ed economiche dei paesi europei. L'intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il modo in cui apprendiamo, lavoriamo, produciamo, organizziamo la società. Il processo indotto non comporta soltanto trasformazioni nel mercato del lavoro e delle professioni, con la potenziale perdita di posti di lavoro in attività esistenti, ma pone il tema del possibile aumento delle disuguaglianze. Un appello a non soccombere al potere dei pochi che posseggono grandi ricchezze e che hanno in mano le facoltà decisionali che stanno alla base dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, quello del Presidente Mattarella, che invece ribadisce l'importanza della collaborazione tra gli Stati nel saper sviluppare competenze necessarie per governarla, esortando l'Unione Europea ad agire e passare dalle parole ai fatti. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprendere i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. C'è un appuntamento con la storia che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, e quindi è compito anche della politica riuscire a governare questa grande trasformazione che è in atto, e la transizione che ovviamente anche il mondo imprenditoriale del lavoro deve vivere. Noi oggi in Italia rischiamo di essere passivi davanti a una rivoluzione che riguarda oggi importanti corporation, importanti mondi privati che gestiscono più potenza degli Stati-nazione, e quindi sicuramente c'è un importante bisogno di equilibrare, di normare, ma anche di recuperare il gap che abbiamo con l'America in Europa. Non lasciamoci sfuggire l'opportunità di rinnovare, adeguandole al futuro, le basi del connubio tra innovazione, lavoro e democrazia che ha caratterizzato il XX secolo. Lo dobbiamo alle giovani generazioni. Eccoci Cristian, allora il sindaco ci ha fatto questa sorpresa di venire in diretta, è stato molto bello, molto importante chiudere così questa giornata. I capi di Stato che hanno visitato la cripta, adesso fra pochi minuti vi daremo anche delle immagini in esclusiva della visita all'interno della Basilica del Patriarca con i capi di Stato, che poi faremo vedere ovviamente nelle prossime edizioni. Ma c'è stato anche un interessante momento di congedo dall'isola di San Giorgio Maggiore con immagini esclusive del nostro Simone Merlo e il saluto del capo dello Stato Sergio Mattarella. Tutto si è andato per ora molto bene, e quindi Venezia, diciamo, ha retto benissimo questa prima prova del fuoco. Se non hai domande dallo studio, con Simone Merlo vi ringraziamo e vi restituiamo la linea.
Presidente, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Come è andata la giornata a Venezia? Questo è il saluto del Capo dello Stato. Veniamo ai temi dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica. Sopralluogo nel tardo pomeriggio di ieri ai giardini di Via Piave a Mestre da parte del sindaco di Venezia, lo avete visto poco fa, Simone Venturini, accompagnato dalla vice sindaca Zaccariotto e dai rappresentanti del comune di Veritas e della polizia locale. Venturini ha incontrato cittadini e commercianti ribadendo l'impegno dell'amministrazione nel contrastare le criticità della zona e nel recupero degli immobili abbandonati. Al termine dei lavori i giardini saranno dotati di nuove aree gioco, spazi per l'attività fisica, opere artistiche e arredi urbani rinnovati. Previsto anche un potenziamento dell'illuminazione pubblica per migliorare la sicurezza. La cronaca sindacale: si discuterà mercoledì 8 luglio al Tribunale di Venezia la liquidazione giudiziale richiesta dal Collegio dei Sindaci per la Superjet di Tessera, storica azienda aeronavale veneziana coinvolta dalle sanzioni alla Russia, che ne deteneva la proprietà. Dalla CISL c'è una forte preoccupazione. Sappiamo benissimo che è una situazione critica che perdura ormai da 4 anni. Non ha trovato ancora una soluzione, ma oggi si aggrava ulteriormente. Si aggrava ulteriormente perché presso il Tribunale di Venezia l'8 luglio si discuterà della liquidazione giudiziale di questa impresa. Questo comporterà sicuramente un impatto importante per quanto riguarda l'occupazione e per quanto riguarda il presidio industriale nel nostro territorio. Cos'è che chiediamo noi? Lo chiediamo da tempo. Abbiamo chiesto più volte l'intervento e la pressione politica in questo senso e delle istituzioni. Noi fondamentalmente abbiamo sempre chiesto, e lo ribadiamo oggi con ancora più forza, che Leonardo intervenga in questa vicenda. Per noi le lavoratrici e i lavoratori di Superjet International sono una risorsa, possono essere una risorsa importante per Leonardo, perciò per noi devono essere ricollocati negli stabilimenti di Tessera a Venezia, perché attraverso questa soluzione riusciamo a salvaguardare l'occupazione e a continuare con gli investimenti in un settore strategico e in un'area industriale e territoriale che è il perimetro di Tessera, che per noi va ampliato e sul quale vanno fatti ulteriori investimenti. Lo sport, occupiamoci di Reyer. Il fattore Taliercio e una squadra più determinata che mai sono stati il mix che ha portato gli Oro Granata ad avere la meglio sull'Olimpia Milano con il risultato di 109-97. Mentre dall'altra parte Bowman con la dinamite! Con un terzo quarto da record nelle finali scudetto italiane e di squadra con 5 giocatori, Cole, Bowman, Orton, Tessitori e Parks, sopra i 15 punti e solo uno, Parks, sopra i 20. Con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo. Noi abbiamo vinto Milano che ha fatto 97 punti, penso che in serie contro noi ha 95. Dunque, come io ho detto in preparazione di questa partita, in prima di partita, se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, non di meno. Noi in Milano abbiamo fatto tanto di meno. Anche quando si gioca contro loro, prima cosa è talento di Milano e qualità di Milano. E secondo, penso che era mancanza di nostra energia. Siamo stati stanchi, questa serie da Bologna ha preso tantissimo da noi, perché giocare 4 partite contro Bologna non è facile per noi. Una prova di forza e determinazione che sfida ogni pronostico, quella che contraddistingue da sempre gli Oro Granata, e ora col fiato sospeso per gara 4 giovedì al Taliercio. In ultima battuta la nostra programmazione che nei prossimi giorni si legherà
a doppio filo con l'evento della Triveneta di Gemona del Friuli. Venerdì mattina dalle 8:15 collegamenti da Gemona e Venzone per la commemorazione dei caduti delle guerre del terremoto del 1976, alle 21 dal Duomo di Gemona in diretta la serata con i cori alpini. Sabato dalle 8:15 per tutto il giorno collegamenti da Gemona, dal Tarvisio e da alcuni dei cantieri che videro protagonisti gli alpini della ricostruzione del dopo terremoto, e poi domenica dalle 7:15 racconteremo lo sfidamento per le vie di Gemona fino al passaggio della Steca con gli alpini di Treviso. Tutto il raduno quindi del terzo raggruppamento in diretta, rigorosamente in diretta come sempre su Antenna 3. Ed è tutto per Venezia anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.